Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo, oggi lievemente anticipata per un problema imprevisto del nostro ospite, che ringraziamo comunque di essere con noi. Oggi parleremo con il saggista, direttore editoriale di Formiche, editorialista del Tempo, Roberto Arditi, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Roberto? Eccomi Giovanni, buongiorno. Mi spiace per questo piccolo cambiamento di programma e anche per la mia voce, che reduce da un'influenza non è proprio una delle migliori. No, ci mancherebbe, grazie di essere comunque qui su Radio Libertà. Mi faceva piacere oggi parlare con te, perché questa settimana a me è sembrata un po' una settimana all'insegna della disfatta del mainstream, o per dirla in modo, come dire, meno sloganistico, del crollo plastico di alcune certezze che il mainstream, come dire, replicava compiacendosi da troppo tempo. E ovviamente non posso che iniziare dall'affaire Cecilia Sala. Non c'è migliore esordio che riprendere, secondo me, un tuo post che hai fatto, dove dici se questo di fatto capolavoro diplomatico e anche umano, visto che la ragazza è tornata a casa, fosse avvenuto sotto Draghi, avrebbero costruito nottetempo statue per tutte le piazze d'Italia. Ora ti va di spiegarci questo Sì. doppio pesismo che si trascina, ma che viene plasticamente smentito, insomma, ecco. No, lo faccio molto volentieri, restando poi alla fine anche io un estimatore, diciamo così, della statura anche internazionale di Mario Draghi, ma quello che voglio dire con queste righe che tu hai ricordato è che fuori da ogni polemica politica, oggettivamente il governo italiano, con una raffinata attività di intelligence, ma poi alla fine con una sintesi politica di cui il viaggio in Florida di Giorgia Meloni è, diciamo così, la ciliegina sulla torta, ma non come elemento decorativo, ma di grande sostanza. Questo è un sostanziale capolavoro politico, diplomatico, di relazioni internazionali che va a merito di Giorgia Meloni e del suo governo, e che nessuno può mettersi lì a discutere. Il paragone con la stagione di Draghi è appunto che se avesse fatto tutto questo in 15 giorni l'allora Presidente del Consiglio, avremmo costruito nottetempo delle statue per tutte le piazze d'Italia. Cioè, questo solo per dire che alla fine anche questo governo di destra sta dimostrandosi capace di interpretare il suo tempo, e questo si collega molto con quello che tu hai detto poco fa sul mainstream. Il governo italiano si sta dimostrando capace di interpretare il suo tempo. Il suo tempo è un tempo diverso da quello mainstream e quindi richiede anche di comportarsi in modo in parte diverso. Mi sembra plastica da questo punto di vista l'uscita molto irrituale di Donald Trump, ad esempio sulla Groenlandia, ma anche sul Canada e il Messico, Certo. che sbriciola il politically correct, ma che, se guardata nella sostanza, io lo faccio con un'analisi oggi in prima pagina sul Tempo, il tema della Groenlandia è esattamente come lo pone Trump. E noi dobbiamo capire, e concluderei qua la mia prima riflessione, che in realtà il politically correct finisce per essere un potente alleato dei nemici del nostro Occidente e della nostra Europa, perché nelle pieghe del politically correct i nemici dell'Occidente si insinuano e lo sfruttano
con grande sfoggio di risultati. Quindi dobbiamo capire che questa debacle del politically correct è per molti versi salutare. Indubbiamente. A proposito di debacle, poi riprendo questo spunto su politicamente corretto perché è molto significativo, ma per stare ancora un secondo sul caso di Cecilia Sala, a me ha proprio sorpreso questa, diciamo, tempistica che ti vado a illustrare, no? Martedì sera, puntata di Martedì, un importante talk di La 7, vengono mandate in fila 2 interviste a Corrado Augias e Michele Santoro, in cui il primo dice che il viaggio della Meloni da Donald Trump è stato inutile e il secondo dice che è gravissimo che il governo non stia facendo niente per Cecilia Sala. Poche ore dopo viene liberata, il mercoledì, e quella puntata sembra improvvisamente diventare subito archeologia. Allora, al di là dei casi singoli su cui non voglio infierire, la domanda è: com'è che il racconto di certa bolla è rimasto così indietro rispetto alla realtà, e come si può far finta il giorno dopo di essere tutti concordi quando fino al giorno prima si stava oggettivamente bombardando il governo? Allora, intanto perché sia Santoro che Augias, intelligenti e brillanti da tanti punti di vista, secondo me però hanno una scarsa conoscenza degli equilibri internazionali attuali. Per esempio, non hanno minimamente colto il punto centrale, almeno a mio avviso, di questa storia, e cioè che stavolta ad avere fretta erano innanzitutto gli iraniani, che avevano compiuto un gesto, il rapimento di Cecilia Sala, violento, brutale e anche schifoso, in un momento nel quale l'Iran è debolissimo, per fortuna, ed è debolissimo innanzitutto perché Israele si è dimostrata capace di fare strage del politically correct e comportarsi in tutt'altro modo, mettendo gli iraniani in Libano, a Gaza, in Siria e anche a casa loro nell'angolo. Allora, questa debolezza iraniana induceva Teheran a fare il passo anche un po' disperato di rapire la Sala, ma anche nella consapevolezza di avere bisogno di chiudere questa vicenda abbastanza in fretta e comunque, se vuoi la mia opinione, prima del 20 di gennaio, cioè prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca. Perché con Trump alla Casa Bianca, come è sostanzialmente emerso anche dal colloquio in Florida di Giorgia Meloni, con Trump alla Casa Bianca, diciamo, sarebbe stato più difficile convincere gli americani a chiudere un occhio sull'ingegnere. Non so se mi spiego. Indubbiamente. Allora, questa fretta iraniana è diventata il miglior alleato, però bisognava capirlo. Il governo italiano e l'intelligence l'hanno capito, Augias e Santoro no, ce ne faremo una ragione. Indubbiamente, anche con una certa facilità, diciamo. Invece una cosa, un elemento veramente importante che hai sottolineato, che secondo me è proprio la sintesi di quello che è stato l'impazzimento del progressismo contemporaneo, è quel discorso del politicamente corretto, per cui si è arrivati al paradosso secondo cui i cosiddetti progressisti spesso oggi di fatto sono i peggiori oscurantisti. Non a caso danno sponda, che sia conscia o inconscia, volontaria o involontaria, anche alla come dire, l'opa del mondo islamista o di mondi autoritari sul mondo libero. Allora, tutto questo tu l'hai messo a tema a proposito di un argomento che ha impazzato questa settimana, cioè la figura di Elon Musk. E in effetti tu fai notare questa contraddizione. Com'è possibile che i cosiddetti progressisti abbiano fatto dell'uomo che forse sta portando più avanti il progresso nella pratica, no, delle vicende umane di oggi, invece il principe delle tenebre, il nemico assoluto? Cioè, com'è possibile? Possibile, perché alla fine questa prigione del politically correct finisce per trasformarsi in una gabbia di conservazione, cioè una gabbia nella quale, che è un po' quella in cui da molti punti di vista è precipitata l'Europa, cioè l'idea che, ad esempio, il mestiere fondamentale delle istituzioni è produrre regole. Non è così. Il mestiere fondamentale delle istituzioni non è produrre regole. Fare le leggi e le regole è una delle attività del sistema istituzionale, ma accanto a questo il sistema istituzionale ha anche il dovere di promuovere
la libera iniziativa e di incoraggiarla e aiutarla, salvo, come posso dire, contrastarla quando supera dei limiti basilari di rapporto con gli altri e di civiltà, no? Quindi non è che tutte le attività economiche vanno bene, le attività della malavita e dello spaccio della droga non vanno bene e non possono essere trattate come uno che crea una start-up per fare l'agricoltura verticale, ovviamente, no? Allora, in questo schema qua, la gabbia intellettuale del politically correct finisce per essere una gabbia conservatrice, ma conservatrice nel senso deteriore, perché non riesce mai a superare gli schemi già noti. E quando si trova davanti a un personaggio come Musk, che certamente va gestito anche con le basilari regole dell'antitrust, non dico di no, non sto dicendo che tutto quello che fa o dice Musk va bene, dico però che quella gabbia intellettuale, quando si trova davanti uno che la scardina, non riesce ad avere le chiavi interpretative per incrociare con un giocatore di questo genere, quindi lo dipinge come il male assoluto e lo respinge. Ma questo però fa sì, e secondo me questa sarebbe la lezione più importante da cogliere da questa parte dell'Atlantico, che noi invece di demonizzare Musk dovremmo averne 3, e con lui Bezos e chi ti pare, dovremmo produrne 3 o 4 anche in Europa. Certo, dovremmo Allora creare le condizioni perché sia possibile, certo, quantomeno, via. Quindi, esatto. Invece di dire che quello là non va bene. Per cui è da questa prigione che finisce per essere di fatto come posso dire, uno strumento per indurti all'immobilismo, no? A restare con quello che hai. Però il mondo va in fretta e siccome il mondo va in fretta bisogna interpretarlo rapidamente. Concludo solo ricordando che questo mostro chiamato Musk è uno che a un certo punto, per la prima volta nella storia, è riuscito a ottenere che la NASA, cioè la più grande agenzia spaziale mai creata nella storia dell'umanità, che ha scritto il 70% delle pagine della storia delle esplorazioni spaziali, insieme ai russi per un lungo periodo e oggi anche altri protagonisti, nella fase attuale la NASA affida a Musk e ai suoi vettori il movimento delle proprie missioni, dei propri satelliti. Cioè di fatto è la NASA che usa le novità di Musk. Allora noi dovremmo smetterla di ragionare in modo provinciale se c'è della gente in America che è stata capace di fare questo, e dovremmo avvalerci delle loro opportunità, naturalmente mantenendo tutta l'indipendenza e tutta la sovranità che serve. Certo, ma mi chiedo da un po' di giorni, ma perché proprio Elon Musk li fa saltare su così, li fa perdere il controllo, diciamo, linguistico, anche psicologico in questo modo? Non è, come dire, l'unico grande visionario d'oltreoceano che abbiamo, però in questo caso mi viene da dire con un'immagine semplicistica, è come se avessimo Leonardo da Vinci e lo stessimo trattando come un nazista dell'Illinois, no? Cioè, perché proprio lui li fa saltare il banco in questo modo clamoroso? Ma la riflessione che mi viene è perché per la prima volta, tutto sommato in modo esplicito, abbiamo un gigante dell'economia, alcune classifiche io le detesto, ma insomma sono basate essenzialmente sulla capitalizzazione in borsa e alcuni altri elementi, e allora dicono che Trump è l'uomo più ricco del mondo. Ma insomma, al netto di queste robe qua che servono solo per fare delle chiacchiere al bar, ma al netto di questo, credo che l'elemento fondamentale dipenda dal fatto che per la prima volta abbiamo un signore che non usa lo schema tradizionale, che è portafoglio a destra e, diciamo così, presenza pubblica a sinistra, che è lo schema sul quale l'intero mondo progressista non ha mai mosso una critica a nessuno di quelli, anche italiani, che si comportava in quel modo. Se invece non ti adegui a quella regola, come capitò 30 anni fa a Silvio Berlusconi, se vuoi, no? Certo. Immediatamente diventi il mostro. Certo, tra l'altro Perché... Musk... No, scusami, vai, finisci. No, perché non ti adegui allo schema
che invece è considerato perfetto, difendo da destra i miei interessi, ma poi sono un sincero progressista nella mia presenza pubblica, nei film, nei libri che leggo, negli spettacoli teatrali che vedo, nelle attività che finanzio, e allora tutto è in ordine. Certo, tra l'altro addirittura forse Musk ha l'aggravante ai loro occhi di aver invertito addirittura la dinamica, perché questa è anche la settimana in cui Mark Zuckerberg ha ammesso candidamente di aver, diciamo, violato il free speech sulle sue piattaforme, cioè di aver usato la cosiddetta moderazione, fact checker come strumento di censura, di non volerlo più fare e di aderire alla battaglia per il free speech che ha lanciato anzitutto Musk, no? Quindi, come dire, da eterodosso della Silicon Valley sta segnando invece un nuovo paradigma, ecco. Sì, che è il segno di quello che tu dicevi all'inizio, e cioè che in qualche modo siamo a un cambio di paradigma. E da questo punto di vista le elezioni di Trump, ma anche due altri fatti politici, uno che riguarda l'Italia, e cioè la vittoria della destra centro italiano nel 2022, e io ci aggiungerei la vittoria in Argentina di uno strano personaggio ma molto interessante come Milei, stanno facendo vedere in 3 continenti diversi che le cose stanno cambiando e non poco, e io credo per esempio che anche le elezioni tedesche ce lo dimostreranno. Certo. Fra poco più di un mese. Certo. Tra l'altro c'è stato ieri un colloquio social tra Musk e la leader di AfD che ha, come dire, comunque smentito la caricatura neonazista che si fa di questo partito, che se ne pensi, no? Perché addirittura questa signora ha rivendicato certe parole d'ordine libertarie di Musk, insomma. Quindi stanno saltando veramente delle vecchie categorie, questa è la sensazione, ecco. È così. Sull'AfD io aggiungerei questo elemento, perché ci sono state tutte le dichiarazioni ambigue di alcuni esponenti dell'AfD sul nazismo o sull'SS sono secondo me inaccettabili. Assolutamente. E loro farebbero bene a smetterla con questo apparato nostalgico che tra l'altro richiama cose che sono finite da un secolo. Siamo nel 2025, rendiamoci conto che sono passati quasi 100 anni, ma al netto di questo io credo che la più grande operazione politica dell'Europa, visti i consensi delle forze di destra, sarà proprio quella, e l'Italia è stata alfiere di questo percorso, di portare la destra politica europea nelle coalizioni di governo. E questo è un grandissimo, diciamo così, è un grandissimo obiettivo di carattere politico. Ai dubbiosi vorrei ricordare che il compianto Aldo Moro, che giustamente l'Italia ricorda come una delle figure più importanti della nostra politica, ha teorizzato e praticato la convergenza sul governo del Partito Comunista Italiano. Certo. È vero che era il Partito Comunista di Berlinguer, che era un partito comunista, diciamo, atipico per alcuni versi, ma sempre del Partito Comunista si trattava, e sempre del Partito Comunista, Berlinguer compreso, che aveva la sua principale fonte di finanziamento nell'Unione Sovietica, e quella operazione di portare i comunisti a bordo con il compromesso storico è celebrata come, diciamo così, dal punto di vista intellettuale, culturale, politico, sentimentale, tutto quello che vuoi, la più grande operazione, diciamo, di politica della Prima Repubblica, sulla quale si sono spesi fiumi di inchiostro in termini elogiativi. Io non critico tutto questo, anzi, ma dico solo che non vedo nessuna differenza politica e intellettuale nello sforzo di portare a bordo i comunisti allora e le destre europee oggi. Sono 2 grandi operazioni politiche di pari dignità. Certo, tra l'altro all'epoca guerra fredda vigente, quindi con divisioni ancora più profonde e marcate, diciamo. Appunto.
Scusami, invece, a proposito di cambio di paradigma, volevo leggere un altro tuo post e poi te lo farei commentare, perché tocca un altro aspetto chiave di questo tornante della storia in cui siamo immersi. La sciatteria e la presunzione con cui gran parte del mondo ambientalista e progressista ha gestito i temi del cambiamento climatico rendono oggi quella sensibilità un morto che cammina. Ci vuoi spiegare? Sì, io lo collego alle vicende della California di questi giorni e poi lo collegherei a un elemento che mi sta molto a cuore, se ci pensi. L'automobile elettrica, che è una interessante opportunità anche nello sviluppo della mobilità più sostenibile, è diventata antipatica. Guarda che non era mai successo nella storia, da quando le automobili sono state inventate, che un tipo di automobile, che per la mia generazione, diciamo così, è l'elemento simbolo della modernità, della crescita economica, le automobili elettriche per una quota rilevante della popolazione sono diventate antipatiche, perché sono diventate il simbolo di una sorta di imposizione intorno a temi ambientali che sono certamente importanti, ma che quando vengono scaricati sulle famiglie, sulla società, sulla politica, in questo modo ossessivo, alla fine producono un effetto di reazione contraria. Se ci pensiamo, anche una ragazzina coraggiosa come Greta Thunberg è diventata antipatica, almeno a un sacco di gente. Tant'è vero che c'è un sacco di gente che la detesta. E questa reazione verso una ragazzina di 16 anni, in fondo, uno potrebbe dire, ma dai, è solo una ragazza che ha dimostrato un grande impegno. Però il modo col quale molte di quelle battaglie sono state condotte le ha rese indigeste per milioni di persone. E questo dovrebbe fare riflettere un certo fronte ambientalista. Tant'è vero che oggi una quota rilevante, diciamo, dell'opinione pubblica di mezzo è diventata, ha assunto un atteggiamento di respingimento verso quei temi, anche quando vengono posti nel modo giusto, proprio perché c'è stata una sorta di ossessione che a un certo punto ha prodotto l'effetto contrario. E lo misurano bene le aziende che producono le automobili. C'è una quota rilevante di potenziali acquirenti delle automobili che non vuole neanche sentire parlare dell'automobile elettrica, proprio come reazione istintiva di pancia. Non c'è un ragionamento dietro, non è che c'è un ragionamento che dice no, ma io faccio un tipo di lavoro che è difficilmente compatibile con caricare, non la farei, non ci sono aspetti operativi, c'è proprio un aspetto di pelle e questo va valutato per quello che è, cioè un elemento importante nel comprendere il comportamento delle persone. Indubbiamente, tra l'altro non credo che abbia aiutato quando Greta, anche nella sua propria biografia personale, ha saldato questa battaglia, come dire, green apocalittica con le battaglie pro-PAL, quindi spesso pro-Hamas, anti-Israele, anti-Occidente, cioè è venuto a galla certo. che dietro c'era un'ideologia anti-occidentale anzitutto, dietro a quella cosa lì, ecco. Esatto. E questo sicuramente, come dire, ha smascherato una ipocrisia. Volevo chiederti sul finale, diciamo, la svolta storica che stiamo tentando di mettere a tema in questa chiacchierata, poi si coagula il 20 di gennaio prossimo con l'insediamento di Donald Trump, no? Che rappresenta appunto proprio plasticamente questo cambio di paradigma, in parte il ritorno, perché Trump è già stato presidente, ma io sono convinto che la stagione che potenzialmente può aprire andrà anche ben al di là del suo primo mandato. Allora volevo chiederti, tu come descriveresti questa svolta trumpiana e se sei d'accordo anche su questo, per cui tutte le sue sparate di cui abbiamo parlato anche prima, no? Per cui il mainstream appunto si è molto scandalizzato, la Groenlandia, il Canada, Panama e via dicendo, non è che parlano anzitutto alla Cina,
cioè dicono sostanzialmente guardate che l'America che torna grande vuol dire anche l'America che non rinuncia affatto alla propria vocazione imperiale, non arretra di fronte, diciamo, alla sfida per l'egemonia. Cosa ne pensi di tutto questo? Ma io penso che tutto questo ha un senso, anche perché siamo in un tempo nel quale molti soggetti a livello internazionale hanno accentuato quei comportamenti, non solo la Cina, anche soggetti in parte amici dell'Occidente. Penso a una nazione come la Turchia, che è comunque membro della NATO, che nell'area a lei più vicina si comporta come una potenza imperiale. Ma lo dico anche pensando ad alcune realtà di altro genere, dall'Arabia Saudita, per la sua area di influenza, a grandi paesi dell'est asiatico, oltre alla Cina, l'Indonesia, o alle potenze emergenti dell'Africa, quelle, penso alla Nigeria e ai suoi, credo, attuali 200 milioni di abitanti, o forse anche più di 200, quello che noi vediamo è un risorgere delle politiche di potenza. Queste politiche di potenza vanno gestite e affrontate in modo non timido. Ecco perché un numero grande di americani sceglie un americano come Trump per mandarlo alla Casa Bianca, che dimostra di non voler essere, diciamo così, pavido di fronte alle sfide del tempo. E questa è una chiave di lettura che bisognerà accettare per il tempo che abbiamo davanti. Anche questa scardina il politically correct a cui siamo abituati. Indubbiamente, e su questo fronte il governo italiano è fattualmente posizionato più avanti di altri, già solo per rapporti personali, Meloni appena dimostrati, Salvini anche storicamente, ma anche per linea politica, insomma. Ecco. È così. Allora, Roberto, io so che tu hai appunto questo un impegno impellente, esatto. Ti ringrazio di aver trovato il tempo per essere con noi. Rimaniamo che ci sentiamo dopo i primi mesi di Trump per fare il primo bilancio, insomma. Molto volentieri, buona giornata. Buona giornata. Ciao.